Buongiorno a tutti, eccoci qua per i nostri 3 laboratori guidati sulle piante tintoree e sui vari procedimenti utilizzati per la tintura naturale. Qui davanti possiamo vedere una carrellata di alcuni procedimenti che sono stati realizzati con 3 vegetali diversi e utilizzando tecniche completamente diverse. Sono prove eseguite su fibre tessili di origine sia vegetale che animale, quindi abbiamo situazioni, tinture fatte su cotone, lino, canapa per quanto riguarda le fibre tessili vegetali e seta e lana per quanto riguarda le fibre tessili animali. Possiamo vedere i risultati ottenuti dalle varie lavorazioni e in particolar modo vi sottolineo quello che sarà poi anche il nostro percorso nei 3 laboratori programmati. Abbiamo la presenza, l'utilizzo del Phaseolus vulgaris varietà Borlotto, che è un legume, è un vegetale diffuso praticamente in tutto il mondo, e otterremo delle colorazioni particolari sulla lana lavorando con dei bagni a caldo e con l'utilizzo di mordente. Qui invece abbiamo alcuni risultati ottenuti con l'Allium cepa, ovvero la cipolla. Anche qui in questo caso stiamo parlando di un vegetale diffusissimo su tutto il pianeta, quindi reperibile ovunque. Le varie varietà di cipolle ci danno la possibilità di ottenere risultati splendidi, vediamo qua alcuni esempi, e lavoreremo su della fibra di cotone, lavorando con dei bagni solari e senza alcun utilizzo di mordente. Per ultimo abbiamo questi campioni di sete, lane, cotoni, linee e canape che sono state tinte con procedimenti diversi grazie all'utilizzo, lo vediamo qui, di legno. Questa è segatura di platano e scarti della lavorazione di falegnameria, e lavoreremo su della seta lavorando con assenza di mordente e con bagni a freddo. Infine qui abbiamo un esempio di utilizzo di lane tinte con tutti questi 3 colori estratti dai vegetali e realizzato un tessuto a feltro, così abbiamo anche l'utilizzo finale del risultato del nostro lavoro. Bene, ora vediamo l'attrezzatura del tintore, attrezzatura usata in generale per le nostre fasi tintore. Prima di tutto un fornellino in genere elettrico, ma può essere anche il fornello di casa se vi è comodo, forbici, comunissime forbici usate allo scopo domestico, ma possono essere anche delle forbici da potatura, coltello, bacinella e secchio per tutte le fasi di risciacquo e di ammollo dell'acqua, dei vegetali e delle fibre, delle pentole. Se avete pentole vecchie vanno benissimo, l'importante è che le destinate esclusivamente all'utilizzo dei vostri procedimenti tintori. Possono essere in acciaio oppure possono essere anche delle pentole smaltate, l'importante è che il rivestimento interno sia ancora perfettamente integro, perché se ci sono delle parti metalliche che vengono a contatto con i vari materiali potrebbero in qualche modo influenzare la tintura e il risultato finale creando delle macchie. Poi abbiamo un colino, un cucchiaio che può essere di plastica, di legno, bacchetti di vetro o delle pinze, il termometro, quello comunemente usato in cucina, una bilancia che vi dà la possibilità di misurare anche piccoli quantitativi di materiale, una caraffa graduata per avere la quantità dell'acqua o dei liquidi utilizzati, dei vecchi asciugamani, una cassettina della frutta, della verdura che usandola rovesciata ci può essere utile per poter mettere il materiale ad asciugare, grembiule, guanti. Ecco, qui abbiamo la carrellata dell'attrezzatura indispensabile per il tintore.
Per il nostro secondo laboratorio utilizzeremo la cipolla, la Limcepa, varietà rossa, con una fibra tessile di origine vegetale di cotone. Sarà un bagno solare senza utilizzo di mordenzatura. Materiali utilizzati sono del cotone in tessuto, una sostanza che è il sodio carbonato o carbonato di sodio, commercialmente conosciuto come soda solvè, delle tuniche di cipolle. Nel caso specifico usiamo la cipolla rossa di Cavasso, che è una cipolla locale, ma possiamo usare qualsiasi varietà di cipolla. La cipolla è un vegetale, è un bulbo della famiglia delle liliacee, utilizzato per scopi alimentari, ma si conoscono le proprietà terapeutiche fin dall'antichità, quindi viene usato anche come prodotto fitoterapico. Varietà della cipolla sono tantissime e tutte possono essere utilizzate per la tintura. Nel caso specifico ottime sono le tuniche, quelle che noi volgarmente chiamiamo le bucce delle cipolle, che possono essere conservate essiccate oppure possono essere utilizzate fresche. Siamo nella fase del lavaggio, quindi prendiamo il nostro tessuto di cotone, lo pesiamo asciutto e calcoliamo per ogni 100 g di fibra di tessuto di cotone pesata asciutta, dobbiamo calcolare un cucchiaio di soda solvè ogni litro d'acqua. Per i 100 g possiamo considerare i 4 litri d'acqua. Quindi pesiamo la nostra soda solvè in base a quello che dobbiamo usare. Come sempre io utilizzerò una piccola parte perché il tessuto utilizzato una piccola quantità, indosso i guanti, soda solvè un po' aggressiva, e verso la polverina dentro nella pentola con l'acqua. Mescolo e accendo il fornello in modo che con l'aumento della temperatura dell'acqua riesco con più facilità a sciogliere la soda. Mentre la soda si scioglie, immergo il cotone nell'acqua, temperatura ambiente. Questa è una cosa che posso fare, questa fase può essere fatta anche la sera prima, cioè più tempo il cotone rimane nell'acqua, più la fibra si prepara ad accogliere sia il lavaggio con la soda, ma anche eventualmente altre fasi della lavorazione. Estraggo il mio tessuto che è stato lasciato precedentemente in ammollo nell'acqua e lo immergo nell'acqua con la soda, con il cucchiaio lo distribuisco in modo uniforme. Nel frattempo la temperatura lentamente aumenta, porto a ebollizione e faccio bollire per circa un'ora il tutto. Dopodiché spengo il fuoco e lascio riposare fino al giorno dopo. Estraggo il tessuto dal bagno con la soda, lo sciacquo più volte nell'acqua pulita, quindi sotto rubinetto. Qui per questioni proprio pratiche e tecniche lo faccio solo nella bacinella dell'acqua e preparo la fase successiva. Bene, abbiamo delle tuniche di cipolle, in questo caso sono delle cipolle rosse essiccate. Noi possiamo usare anche del materiale fresco, quindi le dosi sono ogni 100 g di tessuto di fibra tessile, nel caso specifico stiamo usando del tessuto di cotone, ogni 100 g di fibra pesata asciutta, noi andiamo a utilizzare 500 g di tuniche di cipolla fresche oppure 250 g di tuniche essiccate con un quantitativo d'acqua che è di circa 4 litri.
Nel caso specifico peso le tuniche, se ci sono dei residui vegetali che vedete che è il caso di eliminare, li eliminate, se ci sono anche delle parti di sporco lo togliete e pesate le cipolle per poi preparare il bagno di colore. Bene, abbiamo i nostri 4 litri d'acqua, possiamo mescolare il liquido e a questo punto, senza l'utilizzo di calore, di fonti di calore, noi lasciamo in ammollo a macerare le tuniche delle cipolle per alcune ore. Alcune ore significa che possiamo lasciarle 2-3 ore, come possiamo lasciarle l'intera giornata. Se è una giornata di sole possiamo mettere fuori al sole all'aperto, oppure metterlo in un ambiente casalingo, magari riscaldato, oppure come sempre a temperatura ambiente. A questo punto possiamo filtrare il nostro bagno di tintura, quindi indossiamo i guanti, usiamo sempre il nostro colino, facciamo così e andiamo a versare, guardate il colore intenso che abbiamo ottenuto dalle cipolle. Ecco qua. A questo punto andiamo a prelevare il nostro tessuto di cotone dall'ammollo in acqua. Possiamo anche sciacquarlo bene con acqua calda per togliere i residui della soda solvè e lo andiamo ad immergere nella pentola con il nostro liquido. Il cotone non è stato mordenzato, questa è una cosa molto strana, perché in genere le fibre tessili di origine vegetale vengono mordenzate per aiutare il fissaggio del colore. Fibra tessile di origine vegetale è molto più difficile da tingere, quindi necessita di fasi di procedimenti tintori più complicati e soprattutto di una maggior quantità di materiale vegetale. Con questa dimostrazione possiamo verificare come, anche senza la mordenzatura, un tessuto di cotone può prendere un ottimo colore intenso, brillante e molto solido. Lasciamo questo bagno, questa infusione al sole, quindi è un procedimento che si suggerisce di fare soprattutto nel periodo estivo. Lo lasciamo al sole per 1, 2, se riusciamo anche 3 giorni, evitiamo comunque di mettere il coperchio proprio per evitare la formazione di muffe e dopodiché vedremo il risultato finale. Guardate la tinta, di che intensità, quindi cotone non mordenzato, lavato solo con la soda, tinto con le tuniche delle cipolle con bagno solare. Sciacquiamo bene con molta acqua corrente, come sempre io lo faccio qui nella bacinella, ma ottimo sarebbe mettersi proprio in un posto, rubinetto d'acqua e far scorrere, cambiare spesso l'acqua e continuare a farlo fino a quando l'acqua rimane trasparente e non c'è più scolorimento da parte del tessuto. L'ultimo risciacquo
fino a quando l'acqua rimane completamente trasparente. A questo punto lo andiamo a stendere in un luogo all'ombra, arieggiato, fino a completa asciugatura. L'intensità del colore è determinato dal tempo in ammollo, quindi in base a quanto tempo noi lasciamo il tessuto nel bagno di colore possiamo aumentare la concentrazione della tonalità. Ecco, abbiamo il risultato finale del nostro tessuto in cotone tinto senza l'utilizzo di alcun mordente, con bagno solare, utilizzando le tuniche della cipolla rossa.